Il Cagliari riconquista la Serie A e si propone nuovamente dopo un solo anno di purgatorio cadetto nel campionato forse più blasonato al mondo, al pari della Premier League, non da meno della Bundesliga e della Liga Spagnola. Il rossoblù di Rastelli, disputando una cavalcata straordinaria, hanno centrato sul filo di lana il primo posto in graduatoria della Serie B per la prima volta nella storia rossoblù. Affascinante il duello continuo con la rivelazione Crotone, che a sua volta ha messo a segno il colpo della storia, centrando una miracolosa promozione guidata benissimo in panchina dal suo bravissimo timoniere Juric. Una stagione indimenticabile per tutti i tifosi dell'Isola, targata 2015-2016, che dopo aver ingoiato la delusione della retrocessione nella disgraziata stagione scorsa dell'era zemaniana, si sono stretti intorno alla squadra costruita dal presidente Giulini e dal navigato direttore sportivo Capozzucca, accompagnandola quasi per mano nell'apoteosi finale, laddove il Cagliari merita di stare. La squadra di Rastelli ha avuto il merito di partire di slancio fin dall'inizio della stagione, centrando una porzione di campionato già al termine del girone d'andata, una serie di risultati positivi con vittorie continue in casa e fuori casa, con un gruppo davvero costruito per vincere. La flessione quasi scontata per un mese e mezzo ha fatto storcere il naso ai più scettici, ma il colpo di Remini nel finale di campionato ha suggellato gli sforzi della squadra, che ha chiuso la volata al primo posto, aggiudicandosi la prestigiosa Coppa Ali per la vittoria, assegnata dal presidente della Lega Calcio di Serie B, Abodi. Una cerimonia fantastica l'altra sera al Sant'Elia, in uno stadio completamente rossoblù, nella festa di tutto il popolo della Sardegna, che ama in maniera viscerale il Cagliari. La passerella ha visto in scena tutti i protagonisti della squadra di mister Rastelli, una serata indimenticabile con la partita in onore al grande capitano Daniele Conti, che ha salutato il calcio giocato, festeggiato da tantissimi compagni del passato che hanno vestito negli anni la gloriosa maglia del Cagliari. In campo anche il grande mister della Juventus, campione d'Italia, Max Allegri, oltre ai due uruguaiani indimenticabili Pepe Herrera e Nelson Abejon, arrivati per l'occasione dal continente. Come non ricordare, fra i tanti giocatori del passato scesi in campo, i vari Gedà, Suazo, Esposito, Chimenti, De Patre, Langella, Gobbi e Modestò. Vedere in campo il grande campione del mondo 82 Bruno Conti con la maglia rossoblù è stata la ciliegina sulla torta della serata, che ha visto entrare in scena in tribuna anche l'applauditissimo presidente Massimo Cellino, ora alla guida del Leeds United in terra britannica, scortato al Sant'Elia dal vicepresidente Filucchi. Da libero cuore l'abbraccio finale di Daniele Conti al piccolo erede Bruno Conti Junior. L'emozione del momento ha coinvolto tutti, compreso il pubblico, che in piedi ha inneggiato con applausi davvero scroscianti e interminabili per l'intera serata, sotto un cielo stellato dipinto con orgoglio di rossoblù.